solamente sentito un puntino come una puntura di ape, io non nemmeno avevo immaginato di sanguinare. Se ne è accorto il collega quando è arrivato che ha detto Marco guarda che stai sanguinando e poi abbiamo constatato che avevo un taglio. Colpito alla testa, probabilmente con un pezzo appuntito di ceramica dura, solitamente utilizzata per mandare in frantumi i vetri. Il ladro si è accorto dell'auto della guardia giurata Marco De Santis ed ha reagito colpendolo, poi è fuggito. Potrebbero essere 3 i malviventi che hanno fatto irruzione nel giardino di un'abitazione privata, ma sono stati scoperti da un particolare che non è passato inosservato al vigilante. Io dal primo controllo alla proprietà che noi vigiliamo mi sono accorto subito che delle telecamere non stavano rivolte verso l'abitazione, ma erano rivolte verso il giù praticamente, quindi ho capito subito che qualcosa non andava, ecco, ho fatto la foto e l'ho inviata alla mia centrale operativa. È bastato poco alla centrale per capire che all'interno del giardino c'erano 2 individui. Mi sono accorta che ci sono passate queste 2 persone, questi 2 individui travisati, ok, hanno scavalcato il cancello e da lì si sono arrampicati per spostare queste 2 telecamere, per prepararsi sicuramente come per esperienza alla via di fuga quando sarebbero entrati per poter poi fuggire tranquillamente senza essere visti. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Montebelluna che hanno raggiunto il posto. Nell'abitazione presa di mira dai ladri c'era il proprietario. Gli ho detto mi raccomando non si muova assolutamente, è più importante la propria vita. Ed è proprio pochi istanti dopo che Marco De Santis è stato colpito da un terzo componente della banda. Portato in ospedale, è stato medicato e dimesso ed è già tornato al lavoro. Anzi, stanotte sono andato proprio là di nuovo, come sono cominciato il torno al lavoro, sono andato là di nuovo per vedere se possibilmente sti balordi vengono presi una volta per tutte. Le indagini ora dei carabinieri per dare un volto ai ladri, al vaglio le immagini delle telecamere della zona, un lavoro questo che ogni giorno diventa sempre più complicato. Ci sono diverse squadre che vengono anche da fuori, quindi per noi diventa problematico fronteggiare tutto. Ecco, sapere che poi un suo uomo è stato ferito, che cosa ha pensato subito? Subito ho pensato all'uomo, in quanto una volta che mi hanno rassicurato che era stato lievemente ferito, ci ha un po' rassicurati e abbiamo prontamente mandato un nostro collega al pronto soccorso per verificare che era esattamente così e poi abbiamo proceduto con il continuare il servizio. Bande diverse, pericolose, impavide e pronte a tutto.